La Scala dei Turchi va tutelata, questo è l'unico punto su cui immagino siamo tutti d'accordo. Ovviamente nel concetto di tutela immagino anche la sua valorizzazione e la difesa. Inizia così la lunga lettera di Mare Amico rivolta al sindaco di Realmonte Lillo Zicari. La storia è ancora tutta da scrivere ed avrà delle evoluzioni a partire da maggio e quella dell'imponente scogliera di Marna Bianca a Picco sul Mare in provincia di Agrigento. Tutto inizia quando il comune di Realmonte scopre che il bene candidato a patrimonio dell'umanità sulla carta è privato, appartiene a Ferdinando Sciabarrà, che negli anni ha regolarmente pagato le tasse, racconta lo stesso privato. E se come nel caso di altri beni la sua famiglia ha scelto di vendere, racconta, tanti anni fa chi avrebbe voluto comprare questa fragile scivolosa montagna a forma di scala perché scolpita negli anni dal vento? Era chiamato Tirrozzo, continua Sciabarrà, perché non era neanche coltivabile, ma le altre terre lì vicine ed edificabili erano appetibili, dunque negli anni sono state vendute. Oggi Sciabarrà vuole sgravarsi da ogni responsabilità, come nel caso che qualcuno possa farsi male, e resosi conto che quella scogliera oggi intercetta centinaia e centinaia di turisti al giorno, ha deciso che è tempo di farsi avanti. Così per ben 3 volte ha provato a farla gestire dallo stesso comune di Realmonte, prima all'ex sindaco Piero Puccio, poi a quello in carica Lillo Zicari. Amministrazioni che avrebbero dovuto farsi carico di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei visitatori, nel caso in cui qualcuno si facesse male. Poi dopo 4 anni di trattative, nessuna fumata bianca, il privato decide di affidarla ad una persona, Claudio Lombardo, responsabile di Mare Amico Agrigento, affinché la tuteli, ad esempio da chi le intagliava, la scolpiva con i propri nomi, se la spalmava e la sporcava abbandonando rifiuti di ogni tipo. Dunque siamo al punto in cui il privato lo affida per 10 anni ad un'associazione senza fini di lucro. Il privato guadagnerebbe il primo anno il 10% degli introiti, poi il secondo anno il 20% e a regime il 30%. Mare Amico intende far pagare un biglietto di 3 euro, esclusi gli abitanti dei confinanti paesi di Realmonte e Porto Empedocle e dei bambini al di sotto dei 12 anni. Il comune di Realmonte avrebbe potuto far parte di questa nuova gestione rinunciando ad una battaglia legale contro il privato e aveva 30 giorni per accettare il 30% degli introiti, non come pagamento diretto, ma in termini di servizi da garantire alla nuova gestione, ovvero si sarebbe speso il 30% degli incassi per pagare personale di Realmonte, per la vigilanza, la guardiania e la pulizia, almeno 15 persone. Ieri Mare Amico ancora una volta ha scritto al sindaco Lillo Zicari. Queste le sue parole. Immaginiamo di avere la Valle dei Templi libera e incontrollata, fino a pochi anni fa lo era. Ed ancora si legge nella lettera, oggi è impensabile la gestione di un bene e il prezzo da pagare contro l'anarchia. Mare Amico può essere punto di incontro fra tutti, privato e comune, creiamo insieme il futuro, chiediamo al comune di far parte, come è giusto che sia, della crescita di questo meraviglioso bene che è la Scala dei Turchi. Ma il sindaco Lillo Zicari non ha accolto di buon grado l'offerta, continua ad essere restio sul fatto che il privato possa disporre appieno del bene. Non ha intenzione, almeno per il momento, di espropriare la Scala dei Turchi, ma è pronto a dargli battaglia, dice, a lottare, a difendere con i denti il simbolo del suo paese, se necessario. Il sindaco è pronto ad iniziare una protesta ad oltranza, andandosi a coricare anche con il sacco a pelo sul posto in segno di sciopero. Manca poco al 1° maggio, giorno in cui è previsto l'inizio della nuova gestione della Scala dei Turchi, ma non si escludono colpi di scena.